ghiacciai sono il cuore bianco del pianeta e proprio lì, al cuore di tutti, Stefano Farronato vuole far arrivare un messaggio importante. Noi partiremo per una traversata integrale in autosufficienza della calotta glaciale del Vatnajökull in Islanda, con una massa di ghiaccio alta 1 chilometro circa e che si sta andando a sciogliere, per cui i sistemi glaciali oggi sono in assoluta difficoltà, non solo quello dell'Islanda, ma passiamo anche alle cose più grandi come l'Antartide o l'Artide o i ghiacciai delle Dolomiti, per cui stiamo cercando di portare l'attenzione sull'acqua, sulla memoria dell'acqua e purtroppo sullo scioglimento. 50 anni, originario di San Zeno di Cassola ma bassanese d'adozione, Stefano Farronato è diventato esploratore ancora prima di esserlo, quando si appassionò ai viaggi di Ambrogio Fogar. Questa, che partirà l'8 marzo, sarà la sua 19ª grande impresa. La traversata in autosufficienza significa che noi tireremo una slitta che si chiama pulca e nella pulca avremo tutto il necessario per dormire, per mangiare e per il soccorso. Siamo in 3 persone, avremo questa slitta che peserà circa 30-35 kg, per cui poi andare sotto il ghiacciaio attraverso un trasporto di una jeep speciale e da lì inizieremo la nostra traversata, l'ascesa al plateau di circa 1200 metri e poi questi 180 km in mezzo alle caldere e ai venti freddi dell'Artico. Ma prima di partire, che cosa non può mancare nella slitta? Sicuramente 2 cose che mi porto via da sempre. Intanto un pacchetto di patatine. La seconda cosa che potrebbe far sorridere ma è la vasellina, perché la vasellina deve essere utilizzata nelle cerniere a temperature molto basse, altrimenti le cerniere saltano. Al suo fianco in questa avventura altri 2 esploratori italiani, Roberto Ragazzi e Roberto Fantoli, per 2 settimane estreme, per una sfida sognata e adesso diventata realtà, perché la vita è la più bella delle avventure, ma solo l'avventuriero lo scopre.